La nostra missione è promuovere l'innovazione integrando tecnologie virtuali e infrastrutture fisiche per realizzare smart city basati sull'efficienza energetica e la tutela delle risorse idriche. Visita il nostro sito www.ideasrl.it/. Mentre a Chioggia la tendenza alla diminuzione dei contagiati è stata invertita, ora sono 217 i positivi al virus, a ritmo di 10 nuovi casi al giorno, la sospensione del vaccino AstraZeneca in tutto il territorio nazionale ha causato come prevedibile lo scombussolamento dei piani dell'Ulstre e Serenissima. Già ieri alle 16:30 gli addetti al terminal di Val d'Ario hanno dovuto mandare a casa 30 fra anziani e docenti che si erano prenotati, convocandoli per la giornata odierna. Si tratta soprattutto di ultraottantenni nati nel 1935 e nel 1936, ai quali è stato poi somministrato il vaccino Pfizer o Moderna. La vaccinazione è stata invece temporaneamente sospesa per gli operatori della scuola, i quali hanno ricevuto un messaggio che li avvisa dell'annullamento della seduta e saranno ricontattati per riprogrammare l'attività vaccinale. Per il resto quest'ultima è avanzata senza ulteriori intoppi, sempre col privilegio per i soggetti a elevata fragilità. Notevole la velocità della procedura nello spazio di 400 metri quadri portuale, con la possibilità di vaccinare anche 60 persone l'ora, ovvero circa 600 al giorno. L'allarme AstraZeneca però mette in ambascia il sistema vaccinale della Regione Veneto. Durante la conferenza stampa quotidiana, il direttore generale della Sanità, Luciano Flor, ha dichiarato che ora è possibile garantire solo la seconda iniezione per chi ha già ricevuto la prima e quindi non si riesce più a vaccinare alcuna nuova classe o categoria di persone. Il presidente della giunta regionale Luca Zaia ribadisce che AstraZeneca è il vaccino principale sopra il quale si fonda l'intera campagna in Veneto, per cui la sospensione, ci si augura temporanea, pesa il doppio rispetto che altrove. Secondo giorno di lavori al ponte che attraversa il Brenta e già si manifestano i primi disagi. Ieri, ma anche stamattina, l'attesa media al semaforo per il senso alternato di circolazione ha doppiato più volte i 5 minuti previsti dall'ANAS, che sta operando a sostituire del tutto il ponte preesistente attraverso una nuova campata. C'è chi ha impiegato anche 40 minuti a raggiungere il centro storico di Chioggia partendo da Sant'Anna. L'ente stradale ha assicurato il sindaco Alessandro Ferro che presto provvederà ai lavori anche in notturna, circostanza che consentirebbe di abbreviare i tempi di consegna rispetto al previsto 5 luglio. Se anche il traffico pesante ieri e oggi ha inteso comunque percorrere la strada Romea e attraversare il ponte, causando ulteriori rallentamenti al semaforo, è stato anche in conseguenza della decisione di coprire i cartelli che a 3 km dal cantiere suggerivano deviazioni interne verso i territori comunali di Cavarzere e di Adria. La volontà dei sindaci, rispettivamente Henry Tomasi e Omar Barbierato, ha condotto ANAS a tornare sui propri passi e a non informare preventivamente gli automobilisti in transito quanto alla possibilità di impiegare meno tempo procedendo per strade secondarie. Questa mattina Chioggia Azzurra ha provato peraltro a percorrere la strada alternativa che dalla rotatoria di Brondolo, nei pressi del parco commerciale Clodì, ha condotto alla piazza di Cavanella d'Adige. Attraversando la Rebosola, il ponte per Capasqua, la frazione cavarzerana di Dolfina, quindi rientro verso Cavana, il tempo di impiego è stato di circa 20-25 minuti a velocità normale e senza accelerare. Lungo il percorso solo 2 auto all'andata e 2 furgoni al ritorno. Per quanto si possa trattare di una carreggiata stretta, la sua frequentazione e pratica può sostituire la Romea per chi volesse evitare code e traffico in questi mesi. L'appuntamento di culto con la pizza sottomarina torna finalmente a incontrare i suoi tantissimi affezionati e ad accoglierne di nuovi. La pizzeria da Leo in via Padova 1 è aperta tutti i giorni dalle 17 anche su ordinazione.
Contatta quindi il numero 041 55 40 550 dalle ore 16 e prenota la tua pizza preferita. Un eroinomane di Chioggia senza fissa dimora è stato denunciato a Fontana Fredda in Friuli per aver derubato un dodicenne della propria bicicletta. Il fatto è avvenuto lo scorso 10 marzo, quando alle ore 16:30 i carabinieri del locale comando sono intervenuti alla stazione ferroviaria, dove hanno individuato l'uomo di 44 anni quale autore del furto, commesso poco prima nei pressi della stazione di Pordenone. Il ladro si era impossessato di una mountain bike, forzando il lucchetto al quale era assicurata, ma la vittima del reato, un ragazzino di 12 anni, ha colto il malvivente in azione mentre saliva sul treno in direzione Venezia. Avvertita la polizia ferroviaria di Pordenone, questa ha girato il caso ai carabinieri, che hanno sorpreso il 44enne alla stazione di Fontana Fredda, dove era sceso, ancora in possesso della bicicletta. Quest'ultima è stata restituita al legittimo proprietario, mentre il chioggiotto pregiudicato è stato perquisito. Addosso gli sono state trovate siringhe e filtri con residui di eroina. Se cerchi una cartoleria dove poter fare i tuoi biglietti da visita e menù per il tuo ristorante, c'è la Pegaso. Quando pensi a una cartoleria, pensa alla Pegaso. Ci trovi a Borgo San Giovanni 111 e su WhatsApp al 328 63 57 832. Ti consegniamo a casa gratis e anche da casa puoi pagare con carta o bancomat. Per te solo il meglio e il meglio è la Pegaso. Slitta a luglio la disdetta unilaterale degli accordi integrativi di secondo livello tra la holding AVM, che gestisce le attività di ACTV e Vela, e i dipendenti del servizio di trasporto pubblico a Venezia e nella città metropolitana. Lo ha comunicato ieri l'amministratore delegato Giovanni Seno ai sindacati e agli stessi lavoratori a mezzo lettera. L'azienda però intende riorganizzare il lavoro, rivedendo i riposi e le ferie. L'intento è non ricorrere alle assunzioni stagionali per la prossima estate e per quella del 2022, bloccando quindi il turnover del personale. Nella visione aziendale, le ferie non sarebbero smaltite solo nei mesi più caldi e informati da 15 giorni, bensì distribuite lungo tutto l'anno. Questa mattina una riunione sindacale ha disposto di chiedere una modifica all'ordine del giorno in discussione al tavolo, preparando una piattaforma unitaria entro una settimana, finalizzata a far desistere definitivamente dalla disdetta degli accordi di secondo livello. AVM comunque punta a garantire la tenuta occupazionale e a mantenere il carattere pubblico del trasporto locale, nonché i livelli del servizio. È tornata la pescheria Mare Blu. Offre una vasta scelta di pesce nostrano e allevato a mare con servizio di pulizia e spilettatura. Arrivi giornalieri garantiscono la freschezza. Pescheria Mare Blu a Borgo San Giovanni 342 è aperta dal martedì alla domenica con orario 7:13 e anche il sabato pomeriggio dalle ore 16 alle 19. Pescheria Mare Blu effettua consegna a domicilio nella zona di Borgo San Giovanni e accetta prenotazioni per pranzi e cene al numero 324 86 23 137. La Guardia di Finanza polesana ha sequestrato ancora 120 tonnellate di pellet e ha denunciato 4 persone per frode nel commercio, dovuta alla vendita di prodotti con segni distintivi falsi. È il bilancio di alcuni controlli effettuati la settimana scorsa dai reparti delle Fiamme Gialle, a seguito dei quali è stato accertato che 2 imprese, entrambe operanti nell'Alto Polesine, vendevano pellet spacciandolo falsamente per certificato. In particolare la tenenza di Lendinara ha sequestrato 1359 sacchi, pari a circa 20 tonnellate, riportanti il marchio registrato FSC, non corrispondente per forma e contenuti a quello previsto dal disciplinare del marchio. Peraltro l'azienda rivenditrice è risultata anch'essa priva di certificazione a suo nome. È scattato quindi il sequestro della partita di merce. Nel corso di un altro controllo eseguito dalla tenenza di Occhiobello, i finanzieri hanno appurato che un rivenditore di pellet sfuso, privo di certificazione rilasciata dalla società M+, ne metteva in vendita, spacciandolo per certificata, una notevole quantità priva dei requisiti di tracciabilità dettati dal disciplinare. In questo caso il sequestro ha riguardato circa 100 tonnellate depositate in magazzino. I titolari sono stati denunciati per il reato di frode in commercio. L'operazione delle Fiamme Gialle Rodigine
Particolarmente importante per le dimensioni del fenomeno rilevato, si inquadra nelle attività di controllo di polizia economico-finanziaria a contrasto delle frodi e a tutela dell'economia legale, con particolare riguardo alle condotte che, oltre a condizionare le regole di mercato e di leale concorrenza, risultano particolarmente insidiose per i consumatori. La vera pinza romana a Chioggia è solo al Civico 74. Nel locale di via Venier 72 Sottomarina, davanti il campeggio 3-2, potrai gustare la specialità tradizionale adatta anche agli intolleranti al glutine. Ne contiene solo una minima percentuale estremamente leggera. È di una bontà unica e per prenotare il tuo tavolo o la pizza da sport contatta il numero 338 45 21 462 o consulta la pagina Facebook. La pinza romana ti aspetta al Civico 74.